ragazzi, tutti del comandante veneziano, siamo a Singapore, purtroppo un incidente mi è costato l'ultimo posto in classifica, dopo la grande vittoria di Monza, il disastro più puro. Volevo far vedere un attimo qua i componenti, siamo il terzo componente, quindi siamo messi bene. Il cambio è alla prima gara, praticamente la seconda. Ok, come sviluppo stiamo migliorando solo l'aerodinamica per il momento, sto aspettando i 500 punti per andare a sviluppare il deviatore di flusso. Raga, sarà una gara durissima, purtroppo ripeto un incidente mi ha costato la qualifica a Singapore. Dobbiamo fare una gara veramente difficile, impossibile per cercare di fare punti. Bisogna sperare che in safety car, in incidenti, in casini vari, dopo la grande vittoria di Monza è arrivata la beffa, il beffone singaporiano. Infatti prova a stare all'esterno, ma mamma mia, non ho recuperato quasi niente purtroppo. E questa non è una gran cosa, siamo 16esimi, recupero solo 4 posizioni. Un buon inizio di sto cazzo. Come aggressivo. Va, Vardio, va. Vardio! Mamma mia cosa sono fatti loro due, che coglionazzi. Che deficienti, la Renault e la Haas. Però non si è ritirato nessuno. Sono sportellati, insomma. Siamo 12esimi, ancora lontani dalla zona punti, però abbiamo recuperato 8 position. Mamma mia, come si butta. Mamma mia, non ho fatto neanche danni. Bravissimo come 11esimi. Vai Panterona, vai Panterona. Adesso devo provare l'esternazzo purissimo. Mi tampona lo stronzone di Chiat, ma siamo decimi. Siamo in zona punti, ma anche un punto mi va bene per come siamo partiti. È più che sufficiente. Tanto ripeto, il nostro obiettivo abbiamo raggiunto quest'anno, podio, addirittura una prima vittoria, e che dobbiamo ancora sviluppare molto la macchina se vogliamo portare a casa il titolo con la Panterona. Finché non lo porto a casa rimango qua. Questa è la pazzia del Kuma, the crazy Kuma. Sto giocando anche meno a Formula 1 per colpa di PES e della nostra super carriera, e quindi sono un po' meno, già non sono forte, ma siamo proprio dietro a Grosjean, stiamo tentando il sorpasso. Mamma mia, ce la fa ancora? No, non ci credo. Sto perdendo 30 anni. Qua non posso superarlo. Porca che roba. Vai a fare in culo, Grosjean. Tu e la tua mammina meravigliosa. Male, 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 male. Ho perso tantissimo. Ho perso veramente tanto. Non riesco a passarlo, Romano, qua vado anche fuori, rischio anche di tagliare. Devo provare di miscela grassa. Devo togliermelo dai maroni. Dai, piccolo Kume. L'inchiodata. Bravissimo, oh yes. Fatta. Very good. Penso però sarà dura fare altre posizioni, purtroppo. Siamo partiti troppo dietro stavolta. Solo una safety car o incidentoni possono un attimo riscombussolare tutto. Dai ragazzuolo. Dai piccolo Kume. Purtroppo abbiamo fatto la qualifica con l'incidente a quella maledetta curva strettissima. Adesso non mi ricordo il nome, però ve la indico subito appena ci arrivo. Non mi ricordo il nome perché insomma i circuiti nuovi li ricordo meno. Eccola qua. Eccola qua. Il Kume a caccia di non so chi, ma è a caccia di Valtteri Bottas. E vabbè, ciao. È un po' dura superare Valtteri.
Il piccolo Valtteri. Non giriamo neanche bene. Deve succedere qualcosa a Singapore, altrimenti so cazzi. Nel senso più bello del termine, nel senso più poetico del termine. Devo riprendere anche la mano, sinceramente. Ma la nostra Panterona c'è, la Panterona può dire la sua. Questa è una gara comunque lunga, può succedere di tutto in 31 giri. Mamma mia, ho rischiato qua. Ho rischiato, però non me lo dà come... No, non è vero. Non è vero, non è vero. È solo una cosa leggerissima. Non ho passo qua, non ho passo purtroppo. Comunque devo migliorare l'aerodinamica assolutamente ancora, almeno per 3-4 step. Ma cosa dici? Ma basta Alex, basta, datemi tori per piacere. Basta con Alex. Dai che Bottas è un po' rallentato comunque. Devo azzeccare bene anche la sosta. Qua ho sfiorato il ritiro. Qua l'ho sfiorato il ritiro. Il Cume sfiora un ritiro abbastanza inaccettabile. Uff. 3 secondi da Bottas, per il momento ne guadagno e ne perdo. Veramente gara strana qui a Singapore. Mamma, se la sto rischiando. In partenza mi aspettavo un po' di bagagli in più sinceramente, però gara tutto sommato tranquilla per il momento. Deve scatenarsi il finimondo, però voglio il finimondo, lo pretendo. Attenzione, attenzione. Un ritiro, primo ritiro appena detto, dai che inizia il finimondo. Vettel fuori, Seb fuori e Seb fuori. Seb fuori, ma forse in un punto dove non serve la safety. Incredibile però il bibitare fuori, siamo ottavi. È stato un miracolo, stare fuori 18 giri, si è ritirato anche Van Dorn e Chiat, ma purtroppo è arrivata la safety car. E siamo ancora qua. Eravamo secondi, ho fatto veramente un'impresa stare 18 giri fuori, una bella impresa, ma serve a poco perché purtroppo io speravo nella safety car che non è mai arrivata. Adesso speriamo che anche gli altri vadano nei box. Anche tanto Bottas è andato nei box intanto, che è dietro di me, perfetto. E adesso vediamo se sono riuscito a guadagnare qualche posizione. Ero ottavo, diciamo, con nessuno ai box. Tanto benissimo, Bottas mi ha rallentato. Comunque 3 ritiri. Gara un po' pazza, ma purtroppo non sufficientemente da dare la safety car. Adesso spingiamo un attimo questi 2 giri. Non riusciremo a tenerci. Sì, lo so. Passa la Michelin 2 al più presto. Lo so, Alex, lo so. Vado sfortunato perché su 3 ritiri, anzi 2 perché il primo era troppo presto, su 2 ritiri comunque nessuno delle due ha fatto uscire la safety car, veramente sfiga paurosa. Era l'unico modo per guadagnare posizioni. Vediamo così. Ho fatto una sosta in meno alla fine. Però qualcuno dovrà andare ai box davanti a me, dai. Bottas è già qua, però Valtteri, Francis for Bottas. Ci giochiamo tanto qua, forse tutto.
in questi 2 giri. Eccolo qua il compagno ai box. Una sosta per Eccoli qua, tutti ai box sono, tutti ai box. Se devo sbrigarmi, muoviti, come muoviti. Devo guadagnare un po' di position. Stanno ripartendo, adesso ci giochiamo veramente tutto. Dai, 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 dai. Di posizioni ne ho guadagnate, sì, con una sosta in meno. Yes! Sixth place. Da ultimo, rimonta epica, però c'è Bottas veramente vicino. Buono questo giro. Di grasso, adesso però si ritorna allo standard. Concentration Q ha fatto veramente una gran cosa qua, Se arriva qualche altro sorpasso. Siamo quarti, incredibile ai piedi del podio. Pazzesco Kuma, che si è inventato veneziano con la strategia. Però c'è Bottas, c'è Valtteri, si soffre. 10 giri alla fine, 10 laps remaining, in un inglese che ormai ha scritto pagine indimenticabili. Occhio. Che tensione, raga. Ok, il distacco è 10,4 secondi. Lo so. Bottas è troppo vicino. La strategia è corretta, però la macchina è più forte e io qua non sono molto competitivo. Mi ha salvato proprio che ho fatto una sosta in meno. Però ho recuperato tanto, cazzo, Attenzione anche Sainz ai box. Sono in zona podio, non ci credo. Raikkonen è al primo posto. Sono in zona podio, devo tenere botta. Sono in presa quasi disperata. Però siamo terzi, sarebbe un risultato, penso, da leggenda. C'è Grosjean. Non ho concentrato di più, adesso parlo e sbaglio. Sto soffrendo come un porco, dietro se ne stanno dando di santa ragione, ma io sto guadagnando. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sto tirando come un porco proprio. Questa è veramente epica, Questa è veramente epica, sublime anzi. Basta con questo epico che ne è troppo. Che ne è piena YouTube. È sublime questa rimonta se viene fuori. Grazie a una sosta in meno. Sto dando tutto, raga, sto dando realmente tutto quello che ho. Perez mi sta rallentando gli altri molto bene. Altro ritiro intanto, mamma mia che gara. Che gara. Alonso, tutte e due le McLaren fuori. Sta gara è così. Incredibile, neanche una virtual. 4 ritiri e neanche una virtual, incredibile.
Questa è la Formula 1, signori. Ciolaps. È stanchissimo il Cume, ve lo giuro. E dietro se le danno e si vede. Questo mi sta salvando. Tra Bottas, Verstappen e Perez sono loro tre che se la stanno giocando. Ma hanno fatto il gioco del Cume. Tanto rimossa la macchina di Alfonso. Va, guardali che belli. Pensiamo alla nostra gara però. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Sì, che ho capito. Scusate, Fei. E inizia l'ultimo giro ormai. Final lap. Sei all'ultimo E giro. sto guadagnando, incredibile. Impeccabile questo Cume per il momento. Con Perez quarto. Oh, tentato. Va già a vincere il Raikkonen. Mamma mia, quasi un giro ci ha dato. Megoglioni. E grandissimo che Grosjean. Strategia perfetta anche per Romain Grosjean. Complimenti alla Ferrari, complimenti ad Iceman. Ma quello che conta è il Cume, che da 20esimo è terzo, con una strategia impeccabile, con una rimonta da fenomeno. Fenomeno tra virgolette, è chiaro, ma per il mio piccolo è un buon risultato. Il distacco dalla vettura che ti precede è 23,9 secondi. Mamma mia, guarda quanti fuochi. Raikkonen festeggia una vittoria importantissima per lui. Sono spariti gli altri, incredibile. E per il Cume è un terzo posto, incredibile. E festeggia veneziano, e festeggia sotto la bandiera a scacchi, yes. Che guida, che stile. E La vaffanculo. prestazione ci ha reso felici. Dopo la vittoria a Monza, impresa titanica a Singapore. Impresa cumendiana. Sono a pezzi. Ed eccoli che salgono sul podio. Vai podio, grande veneziano. Grandissimi anche Grosjean. Complimenti, raga, sotto il comandante veneziano. Impresa incredibile. Ciao!